Adesso parliamo con un altro ospite che mi ha raggiunto in studio, parlo di Raffaele Padrone, dirigente sindacale della FSP Polizia di Stato. Buonasera Padrone e ben trovato. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Allora, ieri noi abbiamo dato la notizia, abbiamo fatto un servizio relativo ai controlli dello scorso weekend in provincia di Pordenone, non solo a Pordenone, controlli interforze della Polizia, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri sulle strade, in particolare per la sicurezza sulle strade, alla guida, per, ovviamente a contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati dei controlli veramente a tappeto con un ingente dispiegamento di forze. Quanto servono questi controlli in realtà o comunque ai cittadini per disincentivare insomma, queste pratiche che sono ovviamente da censurare? Beh, il servizio è un servizio che ovviamente richiede una organizzazione non facile, ma che richiede un'organizzazione, come lei stesso ha detto, ricordato, una collaborazione tra tutte le forze di polizia, dalla polizia municipale all'Arma dei Carabinieri e agli amici della Guardia di Finanza, i quali insomma in questo caso Polizia Stradale, Questura di Pordenone e autovetture di prevenzione crimine del reparto di Padova danno chiaramente i risultati e portano dei risultati. Voi pensate che solamente in quel servizio di ieri, parliamo di, tra le altre cose, di sabato e domenica, sono state controllate oltre 500 autovetture, sono state controllate oltre 900 persone e ahimè ci sono stati 100 punti di decurtazione dalla propria patente perché sono state trovate persone in guida di stato di ebbrezza, persone che erano sotto, guidavano con, dopo aver assunto, ecco così chiariamo, dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Io credo che per il cittadino questa deve essere veramente la mano dal cielo, perché abbiamo fatto in modo che queste persone non creassero altri danni come qualcuno aveva commesso, che non andassero loro stesso ad ammazzarsi, ma soprattutto non ammazzassero persone che innocentemente guidavano la macchina, che guidano la macchina, si trovano nello stesso percorso e nella stessa strada di queste persone che guidano in stato di ebbrezza, ma soprattutto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e quindi non ammazzino figli e non ammazzino persone, ripeto, innocenti, che in quel momento si trovano nella stessa strada. Credo che siano dei servizi veramente importanti. Purtroppo voi capite che utilizzare 25 pattuglie, come è stato fatto l'altra sera, diventa veramente un impiego non indifferente di uomini delle forze dell'ordine. Però servono, ripeto, a contrastare questo fenomeno particolare, perché ahimè episodi gravi ne abbiamo già abbastanza, persone che si uccidono con la macchina perché bevuti o ripeto in altre situazioni vedono la vita diversamente, fanno le corse, fanno le sfide e magari a pochi metri da casa riescono anche a sfracellarsi e a fare, ripeto, vittime giovani che poi piangiamo sui giornali e piangiamo ovviamente. Spregio della vita propria, ma soprattutto della vita altrui. Soprattutto, ma ripeto, uno che fa un incidente stradale, ahimè, insomma, è sempre una cosa non piacevole per i propri genitori che magari si trovano. Abbiamo avuto casi di persone che imprestavano la macchina di grande cilindrata al figlio per festeggiare e poi non è più tornato a casa. Cioè, voglio dire, le cose sono tante, però, ripeto, serve a questo. Purtroppo io devo sempre dire che per fare queste cose servono gli uomini e queste cose si potessero fare ogni weekend sarebbe una bellissima cosa. Purtroppo non è così, perché come sappiamo e come sapete, io lamento la carenza di personale, questi sono servizi che vanno fatti come vanno fatti tanti altri servizi specifici per il contrasto magari della droga. Ecco. Credo che abbiamo chiarito perché vengano fatti questi, quindi alla sua domanda se servono, penso che i cittadini che ci stanno ascoltando, anche quelli che magari ogni tanto hanno l'abitudine di alzare il gomito, no? Adesso si sta per avvicinare la sfilata degli alpini, io so che
che dire agli alpini di non bere è una bestemmia, è un reato. Che facciano guidare qualcun altro. Però che facciano guidare qualcun altro. Ecco. Io voglio approfittare in chiusura, direttore, di dare e di fare i miei compiacimenti per il lodevole servizio portato a termine dalla squadra volante, dal personale della squadra volante di Udine, e in particolare diretti chiaramente dal loro dirigente, il dottor Leo Francesco, che tra le altre cose ho scoperto essere un pordenonese che lavora appunto presso la questura, dirige la sezione volanti di Udine, al personale della polizia stradale di Udine e alla Polizia Municipale di Udine, i quali in collaborazione, coordinati, ripeto, dal dottor Leo, hanno portato a termine una bella operazione, che è quella appunto proprio, parliamo di incidenti stradali, la notte del 22 ultimo scorso c'è stato una persona che molto probabilmente è in fase di accertamento, lo stato di guida in quel momento è in fase di accertamento per la sua patente, è già noto per reati al codice della strada, e hanno portato a termine, hanno riconosciuto questa persona che alla guida della sua autovettura si è scagliata a forte velocità contro due autovetture in una via di Udine, e fortunatamente lievi ferite hanno riportato gli occupanti delle due macchine, però questa persona poteva ammazzarsi e poteva ammazzare. Ingenti danni, però con la ricostruzione, ripeto, di queste tre forze di polizia sono riusciti a identificare questo individuo e quindi a rendere giustizia almeno a chi poi dovrà sborsare dei soldi per riaggiustarsi la macchina. Quindi il mio applauso ancora per questo comportamento, e ringrazio il signor Questore di Udine che ha accelerato chiaramente le proprie indagini, utilizzando gli uomini che questa volta veramente hanno dato lustro alla Polizia di Stato. Grazie a Raffaele Grazie Padrone, come sempre i suoi interventi molto preziosi, settimanali, parliamo sempre di sicurezza, di queste cose che sono sicuramente importanti. Grazie ancora e buonasera Padrone. Grazie a voi. E noi proseguiamo. Un uomo di 60 anni è stato soccorso oggi pomeriggio dagli operatori sanitari per le ferite riportate in un incidente domestico accaduto nei pressi di un'attività produttiva a Iplis, frazione di Premariacco.